Bentornati, e non c'è un primo dell'anno senza una rituale lettura dell'oroscopo. Siamo tutti curiosi di scoprire come sarà questo 2023, cosa ci riserverà di nuovo, quali saranno i cambiamenti, e lo facciamo insieme al nostro uomo delle stelle, Marco Amato. Ciao Marco, benvenuto. Benvenuti, auguri e buon anno a tutti. Buon anno anche a te. Auguri, e allora, Desi. Marco, devo dire che all'inizio dell'anno anche i più scettici danno sempre una sbirciatina all'oroscopo, me lo confermi? Sì, assolutamente, statisticamente una delle cose più cliccate, che incuriosiscono di più, e poi perché è beneaugurante, insomma. Quindi anche chi non ci crede va, insomma, all'inizio dell'anno a guardare un po' l'oroscopo. Come sarà questo 2023? Anticipaci qualcosa. Allora, domanda rituale, appunto, come sarà quest'anno, sperando sempre che sia meglio del primo. Sì, è un anno molto particolare, unico, anche perché accadranno degli aspetti planetari che non si verificavano da 150 anni. Uno, che sarebbe la congiunzione tra Giove e Nettuno. Urano avrà pure un ciclo di rivoluzione importantissima, sempre con Giove, e poi anche Nettuno e Saturno. Ma quella che è la novità più importante è che dopo 248 anni Plutone torna in Acquario, e questa è una cosa molto interessante perché appunto veniamo da quella che viene chiamata l'epoca dell'Acquario, no? Questa epoca un po' New Age che prospetta un amore per l'ecumene, un'evoluzione umana un pochino più rispettosa delle definizioni umanistiche, naturali e animistiche, insomma. Per cui è un periodo che spesso è stato segnalato nella storia dell'astrologia come mistico, ecco. Io sono un astrologo che comunque preferisce tradurre tutto in maniera reale, quindi Plutone, che è un segno che riguarda le masse, è un simbolo che riguarda le masse, un pianeta importantissimo per la creatività e l'evoluzione, arriva nel segno del futuro. Quindi ci possiamo aspettare che il 2023 segni l'inizio di una svolta evolutiva per l'umanità veramente molto importante. Ah, bene, questo è importante. Speriamo in meglio, quindi. Direi di sì anche per tutti gli aspetti collaterali che formano gli altri pianeti, quindi delle grosse novità. Sono aspetti che nessun astrologo ha mai osservato, nessun astrologo contemporaneo, intendo, quindi sarà bello vedere con i colleghi come ci misureremo con queste nuove edizioni di aspetti che per la prima volta vedremo agire sulla Avremo nostra questa pelle. novità. Esatto. Dunque, amore, soldi e successo sono le voci più cliccate in assoluto dell'oroscopo, quindi mi raccomando, state ben attenti per non perdere le novità del 2023 sul vostro segno. Partiamo dalla gestione classica, quindi iniziamo dal segno dell'Ariete. Partiamo dal segno dell'Ariete, assolutamente, fermo restando che appunto per amore, fortuna, denaro, ecco, per le voci classiche, i fuoco, vi do questo anticipo, questo spoiler, i fuoco sono i più fortunati perché avremo 5 mesi di una bella Venere in Leone, quindi Leone, Ariete e Sagittario sono per quest'anno baciati dalla bella Venere. Quindi chi cerca l'amore potrebbe avere delle buone possibilità. Ottime possibilità, direi. Allora, primo segno, iniziamo. Ariete. Allora, l'Ariete è il segno dell'inizio, rappresenta la primavera, è il segno dei capi, dei conduttori. Vi ricordo sempre che i greci dicevano che con il guerriero si vince la battaglia, il guerriero è l'Ariete, ma la guerra si vince col Capricorno, con lo strategos. Quindi, Ariete, bravi guerrieri, avete un piano per quest'anno? Sarebbe molto interessante perché i progetti che nutrite, che i vostri sogni nel cassetto, saranno baciati dalla fortuna di Giove. Giove è un pianeta particolarmente fortunoso perché si dice che è l'anno di quel segno quando Giove passa in quei gradi, quindi se è l'anno dell'Ariete, l'anno prossimo non può essere quello dello Scorpione, evidentemente è quello del Toro. Quindi sarà quest'anno l'anno dello Scorpione? No, chiedo per un'amica Scorpione. Un'amica, sì. Non è questo l'anno dello Scorpione, ma è un anno in cui lo Scorpione sicuramente va meglio. L'Ariete ha ottimi quindi progetti, ottima realizzazione in amore, finalmente si possono dedicare dopo tanta fatica alle passioni. Le passioni intense, è un segno di Marte, è un segno di fuoco, quindi in bocca al lupo, buon 2023 a tutti gli Ariete. Toro, ecco, quanto mi è Toro. caro l'ermo bove. Dunque, il Toro è un segno di calma, io amo dei Toro, soprattutto delle donne Toro che sanno fare fiorire i deserti, proprio perché la loro volontà e capacità di fare è tale e tante ed è così diretta a un fattore naturale, è il primo segno di terra, che riesce proprio a muovere tutta la bellezza del creato, ecco.
Da 5 anni avete Urano in cassa nei vostri gradi, il mio pianeta, quello degli Acquario. Urano è totalmente incompatibile alla vostra natura perché vi ha destabilizzati, non vi ha fatto riuscire a determinati progetti. Insomma, non è stato semplice per i Toro. Se iniziamo con un buon anno con Giove in Ariete, da maggio in poi è il vostro anno con Giove in Toro, quindi quest'anno è un anno bifasico, quindi i fortunati sono ben due. Giove in Toro favorirà tantissime cose, congiungendosi peraltro a Urano. Urano è il pianeta dell'imprevisto, quindi se mischiamo la fortuna con l'imprevisto, cosa succede a voi Toro? Quel classico colpo di fortuna, quel cambiamento radicale nella vita che vi può portare tantissimo. Attenzione, vale per i Toro, ma è una spinta che lo zodiaco, i pianeti mettono a disposizione un po' di tutta la ruota zodiacale, quindi questo è un anno sorprendente, in particolare per i Toro o per i Terra, che sono molto stabili, quindi Toro, Vergine e Capricorno, ma che avranno delle belle sorprese, dei bei balzi in avanti. Ok, quindi è positivo il bilancio del segno del Toro? Diciamo di sì, anche perché i primi due sono quelli che godono di Giove, quindi abbiamo detto i più fortunati, signori. Bene, andiamo Gemelli. Gemelli, l'aria, l'elemento della comunicazione. Anche questo è uno dei segni, assieme allo Scorpione e il Capricorno, più maltrattati dall'astrologia banale. I Gemelli non sono quel bipolare che tutti vi aspettate, è un segno semplicemente che contempla di dire una cosa che non pensa, perché l'arte della comunicazione è nelle sue corde e nelle sue viscere. Quindi sono descritti maltrattati in questo senso, che non sono descritti esattamente per come... Il topic è che sono falsi, ma non è affatto così. I Gemelli Smentiamo questa cosa. Assolutamente. È il segno dell'intelligenza, un'intelligenza brillante, l'aria dei Gemelli è quella con cui parliamo, con cui respiriamo, quindi con cui comunichiamo. Inoltre sono Castore e Polluce di Oscori che li rappresentano, quindi cari agli dei, quando uno dei due muore decidono, è l'unico caso nella mitopoiesi greca in cui la morte viene ingannata, ovvero un giorno uno è mondano e un giorno l'altro è nell'Empireo, il giorno dopo si scambieranno i posti. In parole povere, dentro un Gemelli c'è Raffaella Carrà e Proust. Ecco, vedete, c'è una profondità di pensiero nel Gemelli che a volte sembra così ridanciano e superficiale, che invece è tale e tanta proprio. L'analisi e la ricerca sempre della vera comunicazione, della vera relazione è il karma dei Gemelli. Gemelli che ha avuto per tutto il 2022 ben 6 mesi di Marte fermo nel vostro segno zodiacale e l'anno inizia con Marte da voi. Quindi la lingua ne ferisce più della spada, perché Marte è pianeta dell'aggressività, voi siete della comunicazione, mischiando le due cose, è chiaro che, ecco, magari le cose che pensate tenetele un po' per voi. Da primavera in poi invece tornate ad esprimervi ridanciani, allegri, come sempre è un anno ottimo per riprogrammare la vostra vita, la logistica e i rapporti che riguardano l'assetto familiare, perché ci saranno tanti cambiamenti in quest'ambito, quindi buon anno Gemelli. Bene, il Cancro? Cancro, acqua, segno della famiglia, della madre, del sogno, della magia. Il Cancro sono delle persone un po' speciali, molto dotate interiormente. Un Cancro che nel 2022 non ha avuto granché dei passaggi stimolanti, ecco, è stato un po' in sordina questo vostro anno in cui il lavoro soprattutto deve essere stato un po' inseguito, penato, non è stato proprio fluidissimo quest'anno da questo punto di vista. Quest'anno il regalo dei pianeti è che si aggiusta sì la vostra posizione e condizione lavorativa e questo vi fa sentire più sicuri. Del resto il vostro glifo, quindi il vostro simbolo, è uno dei più belli artisticamente per me dello zodiaco, sono queste chele che si chiudono a difesa. Io mi difendo. Al Cancro lancio una domanda per questo 2023. Cosa pensate di dover difendere di più o di meno di quello che ha da difendere chiunque altro? Se non pensate che forse aprirvi di più ai sentimenti senza troppa pathos potrebbe essere una strada? Ecco, magari mi rispondete. Un bel suggerimento sul web. questo per il segno del Cancro. Andiamo avanti con il Leone. Sua Maestà, il Leone. Allora, Leone che ruggisce, uno dei miei segni preferiti, amo molto il Leone, amo molto le personalità Leone. Il Leone è il segno del Sole, il cuore, il do di petto. Il Leone è sempre padre o madre o genitore perché ama sempre fare gravitare come un sole uno stuolo di pianeti intorno a sé, perché vedete tutti i soli sono delle stelle, ma non tutte le stelle decidono di essere soli, perché devono creare un sistema.
quindi l'essere centrali rispetto a delle esigenze di molti. Questo è il karma leonino, bravissimo, assolutamente il leone ha fatto un gioco di resistenza soprattutto per delle pressioni lavorative che non lo mettevano nelle condizioni di brillare come Sua Maestà ha diritto divino di brillare, e anche a livello familiare e amorevole ci sono state un po' delle difficoltà che adesso però spariscono assolutamente. Avete un bellissimo Giove di trigono e degli assist planetari che vi fanno totalmente cambiare direzione. Plutone sarà in opposizione, mentre la quadratura Giove-Urano la subirete. Tutto questo porterà dei cambiamenti incredibili nella vostra vita, ma sono quei cambiamenti che avevate tanto sospirato e agognato. Quindi fate dei bei progetti e tornate a essere ambiziosi come nella vostra natura fare, lo potete fare. Buone opportunità quindi per il leone. Ottime, per il fuoco quest'anno sono ottime. Bene, andiamo avanti con la Vergine. Che anno sarà per questo segno? Allora, il più analitico, riflessivo, metodico, simbolista dello zodiaco. Io devo il mio amore per il simbolo proprio al mio ascendente, che è la Vergine. La Vergine è un segno che ama catalogare, chiamare le cose con il loro nome, una capacità di analisi straordinaria. La Vergine è un segno molto complesso perché metà dell'anno è dea della vita e metà dell'anno è Proserpina, dea della morte. Dentro una Vergine c'è nascosto uno Scorpione, ecco. Quindi il segno dell'analisi è della creatività. Quest'anno la Vergine ha dei passaggi ottimi perché si libera di pesantezze, ecco, e torna a rincorrere l'amore, quindi mentali, placidi, ottimizzatori quali siete di natura. Quest'anno, forse per la prima volta dopo almeno un decennio, metterete le vostre esigenze prima di tutti. È quasi illogico per il vostro segno, ma vi assicuro una cosa che vi farà molto bene. Troverete in questo 2023 di nuovo la cosa più importante da trovare, voi stessi, è la vostra centratura. Quindi che bello. In bocca al lupo. Bene, una domanda, ti interrompo un attimo. Dico, l'astrologia si basa molto sulle caratteristiche caratteriali di ogni segno, diciamo. Sì. Ma realmente può prevedere, quindi fare delle previsioni sulla vita di ognuno di noi? Realmente può dare delle indicazioni probabilistiche. Perché è una logica deduttiva, ci possono essere dei periodi in cui il segno con queste caratteristiche si può esprimere meglio piuttosto che un altro in un altro momento. Bene. Astra inclinant non determinant. E spiegavamo prima, mi raccontavi una cosa molto interessante sull'ascendente. Sull'ascendente, ecco, mi si chiede spesso, ma è vero che dopo una certa età l'ascendente conta di più? Non è così, non va a età. Sicuramente un primo ciclo di Saturno, quindi i primi 36 anni, sono quelli che ci fanno maturare. È proprio una logica di rivoluzione dello zodiaco. Se io voglio sapere com'è una persona, mi deve dire il suo segno zodiacale. Se io voglio sapere come si esprime nella vita, come si applica, come entra nel mondo, è l'ascendente, perché il segno è come sei, l'ascendente è come fai. Ecco. Chiaramente in un periodo di età della ragione, mettiamola così, chiamiamola così, perché nell'arco di... Ma se io voglio sapere, per esempio, delle previsioni sul mio oroscopo del 2023, devo guardare al mio segno, devo anche guardare Devi anche guardare il tuo ascendente, perché l'ascendente ti dà anche maggiori informazioni su come ti può distribuire meglio nel lavoro o nelle cose pratiche. Questo è interessante. Andiamo avanti con la Bilancia. Allora, la signora Bilancia, io la chiamo sempre così perché è la più raffinata e elegante dello zodiaco. Gli archi tra Vergine, Bilancia e Scorpione producono delle signore bellissime, sono segni in cui Venere si esprime ad una potenza enorme. La Bilancia aveva avuto una pazienza, la Bilancia nel 2022 incredibile, perché sono proprio gli assetti legali, economici, familiari che ha dovuto curare come non mai. Si è dovuta fare in quattro, ha dovuto un po' più del solito mediare su una serie di condizioni, da cui però a fine anno è uscita assolutamente vincente. Quindi in questo nuovo anno non solo i primi 2 mesi sono ancora un pochettino faticosi, ma dopo, dalla primavera in poi, vi potete godere un momento di piena soddisfazione, di autoreferenzialità. Proprio in questo senso, assieme al Leone, sarete più vincenti dello zodiaco a livello pratico. Ecco. Quindi finalizzerete una storia, una parte della vostra vita, e ne aprirete un'altra con molta serenità.
Siete i più eleganti dello zodiaco, quindi tornate a esprimervi in maniera estetica, perché siete mancati proprio nella morbidezza e nella dolcezza. Troppa mente, ecco, ma era la condizione che richiedeva la concentrazione dell'anno scorso. Quindi ora rilassatevi, amate e siate di nuovo eleganti e charmant, come solo voi sapete essere. Ecco, adesso ci fermiamo un attimo. Il segno dello... Il meraviglioso e tanto poco capito segno dello Scorpione. Scorpione. Ve l'ho detto che producono È il mio donne segno. bellissime, appunto. Allora, dimmi che sarà un anno fortunato. Intanto partiamo intanto da è qui. un anno fortunato, anche perché lo Scorpione nell'ultima parte, il 2022, ma anche un po' prima, diciamo, è stato più impegnato in famiglia o nella sua vita privata per esigenze proprio pratiche contingenti. Io vi ricordo che lo Scorpione è il segno della creatività. Ecco. Ed è il segno delle viscere, intenso, fortissimo. Quindi non dite che gli scorpioni hanno un brutto carattere, ma proporzionalmente a quanto vi amano, la reazione è tale e tanta. Sono intensi gli scorpioni, non sono cattivi assolutamente, anzi è un segno d'acqua e sono buonissimi, a volte fin troppo. I segni d'acqua sono dotati di grande spirito di sacrificio, Cancro, Scorpione e Pesci. Ora, lo Scorpione ha finalmente il movimento che gli serviva. Giove e Urano dal Toro provvederanno a muovere un po' le acque troppo stagnanti, quindi dinamismo. Scorpione che fa valigia, parte, lavoro, incontri, un beato stress che vi verrà proprio dal lavoro che torna a essere incredibilmente dinamico. Ma non solo, Plutone, che è il vostro pianeta guida, è quello che sarà lo stupor mundi, diciamo, dello zodiaco quest'anno, per cui si porterà in Acquario, quindi vedremo uno Scorpione incredibilmente più veloce, modernizzato, creativo ma aspirante anche lucidamente, quindi con meno pathos, che è una cosa che un po' a volte vi penalizza, ha degli obiettivi che possono essere raggiunti in maniera più fluida. Vi piacciono le sfide? Quest'anno ce n'è a iosa, però quest'anno le affronterete in una maniera un po' più lucida, serena e pacata. Speriamo. Te lo auguro. Andiamo al Sagittario. Sagittario, divertentissimo segno, io lo chiamo il segno dei buoni. Il Sagittario soccorre sempre, chiama. Metà uomo, metà animale, quindi razio, istinto, hanno un'ottima media, hanno un bel carattere, amano andare lontano. Il viaggio, assolutamente, mai farli arrabbiare o abusare della loro disponibilità. Il Sagittario è anche il segno della gioviana superbia, quindi mai ledere la loro maestà. Come tutti i fuoco hanno bisogno di essere ossequiati. Sagittario segno del dono. Quindi è un po' permaloso. Non è permaloso, si deve approfittare di lui, perché è il segno della generosità, del dono. Quindi quando si sente defraudato della sua disponibilità, il Sagittario, come Giove sagittatore, scaglia le saggitte, quindi le frecce punitrici. Quindi occhio a non far arrabbiare i fulmini di Giove. Un Sagittario. Mai. Anche perché ci vuole talento per farla arrabbiare. Allora, cari Sagittario, il 2022 non va fatto mancare proprio niente. Marte in opposizione, lavoro e affetti che si ricombinano. Un attimo fermi non siete stati, anche perché avete soccorso in più di un'occasione più di una persona. È stato uno degli anni in cui avete dato di più, assolutamente, come nel vostro karma dare, ma assolutamente con maggiore dispendio di energie. Cosa accade quest'anno? Intanto avete un assist dal vostro migliore amico zodiacale che è l'Acquario, Plutone in sestile. Il sestile è un aspetto solido, concreto, quindi finalmente i Sagittario tra un viaggio e un altro trovano una definizione che strutturerà buona parte della loro vita. I passaggi in Ariete di Giove determineranno invece tutta una serie di vantaggi che potete avere come espansione, mentre Saturno e Nettuno in Pesci, che quadreranno, scaveranno dentro la vostra anima. Avete bisogno di occuparvi ora di voi, quindi di soccorrere la persona più importante della vostra vita, voi stessi, ma non soccorrere perché state necessariamente male, ma di abbracciare voi stessi. Bene, quindi il Sagittario si prenda un po' cura di sé, perché di sé. ha dato Esatto. tanto. Andiamo al Capricorno. Anche questo è un segno un po' maltrattatello, proprio perché sempre è un segno di Saturno, spesso un po' pesante, noioso. Il Capricorno non è nulla di tutto questo, il Capricorno è una roccia meravigliosa, è la roccia delle montagne, è quello che prende coscienza proprio del mondo.
e che la natura umana per sua natura è perfettibile sicuramente e ha delle regole. Ecco. Il Capricorno è un gran lavoratore, amiamo molto l'integrità e la correttezza proprio di questo segno zodiacale, veramente si distingue sempre in questi ambiti. Lavoro, ma un po' più di ascolto al partner, ecco, quello sì. Ci ha pensato Venere a fine anno, che vi ha reso molto dolci, molto morbidi, e siete il segno che ha goduto di Plutone proprio, l'avete ospitato per tutti questi anni, adesso lo cedete al vostro vicino di casa Acquario. Quindi cosa accade? Cantava il maestro Battiato un po' di leggerezza e di stupidità, era l'animale appunto di Battiato, una canzone bellissima, molto melodica, molto armonica, che vi ricorda che dentro di voi c'è armonia e leggerezza, se appunto se la sapete trovare, ed è arrivato il momento, dopo aver fatto un ottimo lavoro ed essere stata la colonna portante di tutta la realtà affettiva della vostra vita, di concedervi quel lusso di essere leggeri. Benvenuti in questo mondo. Un po' di relax ci per vuole. il segno del Capricorno. Andiamo all'Acquario. Il fantasioso Acquario, ecco qua siamo nell'Interbundia di Lucrezio, nel mondo di Walt Disney, nelle civiltà atlantidee, a bordo di un'astronave. L'Acquario è il segno più spaziale dello zodiaco, è il segno delle stelle, è il segno di noi astrologi. L'Acquario, che è segno anche delle amicizie, quanto vi sono costate alcune amicizie quest'anno. Ma assolutamente, voi dopo 3 giorni ripartite sempre, da qualunque viaggio tornate. Quindi un Acquario che riparte, che diventa il segno più interessante da un punto di vista tecnico da osservare quest'anno, proprio perché voi ospiterete Plutone. Plutone in Acquario. Ci aspettiamo tutti molto da questo passaggio, e del resto gli Acquario sanno che tutti, non si capisce bene per quale motivo, si aspettano sempre moltissimo dagli Acquario, sopportate, che dirvi. Plutone però è quella speranza proprio di creazione messa a disposizione della fratellanza universale, che è la vibrazione proprio che si confà al vostro segno. L'Acquario pensa sempre all'ecumene, alla fratellanza universale, ai diritti di tutti, un segno molto giusto assieme a Bilancia e a Gemelli. Quindi quest'anno i teoremi daranno a tutti gli Acquario la valutazione proprio del loro funzionamento. Quindi gli Acquari avranno tutte le risposte che aspettano, ma sono le risposte di una vita, sono risposte epocali, sono risposte che vi collocano e che vi ricollocano nel vostro mondo. Sorprendentemente siete un segno che sta bene, sta così bene nella propria fantasia, nel proprio mondo, che già ne fugge un po' dall'amore. Quest'anno il vostro dirimpettaio Leone vi obbligherà per forza a occuparvi dell'amore, quindi in bocca al lupo. In bocca al lupo anche all'Acquario. Chiudiamo con il segno dei Pesci. Il dolcissimo segno dei Pesci. Questo segno stimo molto lo spirito di sacrificio, la capacità proprio di essere empatici e di volere salvare tutto il salvabile. I Pesci sono stati bravissimi a reggere, sono molto emotivi, ma i transiti planetari sono stati feroci, un po' degli scossoni molto forti, il 2022 alla vostra emotività. Ma quest'anno arriva Saturno, un ospite un po' inaspettato per voi, perché il pianeta severo, che vuole fare diventare il vostro mare un po' più calmo, quindi un effetto più sedante, un effetto decisamente più plastico, più materiale, che porta i vostri sogni ad essere magari delle realtà su cui potete investire una vita. Saturno è un pianeta solido, Saturno è il pianeta del lavoro, di ciò che vorrebbe avere l'anelito dell'eterno. Voi che siete proprio la più sperticata capacità d'amare dello zodiaco, magari troverete quello su cui vorrete investire una vita intera. Ah, che bello. Quindi buon anno, Pesci. Bene Marco, chiudiamo con i 3 segni più fortunati di questo 2023, secondo la tua previsione. Secondo le mie previsioni, fortunati sono Ariete Toro, assolutamente, ottimo darei Sagittario. Bene, grazie, ancora buon anno, hai infuso davvero tanta positività per questo 2023, sperando che sia un anno all'insegna delle tante opportunità per tutti noi. Ancora buon anno da tutti noi.